Buongiorno dal Passo Pordoi. Oggi giornata meravigliosa, siamo qua io e Dome e degli amici che poi vi presenteremo. Eccoci. E oggi andiamo al Piz-Boe. Quindi adesso si parte, si sale fino alla Forcella Pordoi per questo sentiero il 627 e poi si prosegue per la capanna di Fassa. Siamo in formissima, giusto? Va che in vula. La giornata, come ho già detto, è meravigliosa, quindi non ci resta che partire. Vabbè dai, vediamo di partire. Noi dobbiamo andare là sopra. Allora, si potrebbe andare su comodamente con la funivia, ma a noi non ci piacciono le cose semplici. Vedete la funivia che arriva e allora dobbiamo arrivare su fino a quella forcella là in fondo. Dopo da là seguiremo il sentiero che ci porta al rifugio, dove poi dormiamo stanotte e poi domani mattina decideremo se fare qualcosa. Break up, don't speak for a couple of weeks. I'll be in his place till he calls and says he's sorry. This situation's on repeat, just like a scratch on a CD. It just gets deeper when you hit rewind. How many nights will you make this decision? Nights ending tears and it's blurring your vision. You know he don't love you, hurt you holding on to. Scream through the phone even though he won't listen. So hard still at your place, trying to make it okay. He's miles away, I'm left here with you. Say that you just need someone caring for you. When will you see me more than your rescue? I'm feeling kinda used, yeah, like a drug that you take when you're sick of crying all your tears away. Is that all I am? All I want is for you to be happy. You know this ain't healthy. Do I make you happy? Amici del canale, a un'ora quasi dalla partenza, a dove siamo? Guardate che spettacolo. Certo dici, con la funivia fai meno fatica, ma noi siamo montanari, non ci fa paura niente, dai che continuiamo. Many nights where you made this decision. Nights ending tears and it's blurring your vision. You know he don't love you, what you holding on to. Scream through the phone even though he won't listen. Ecco Elia, il figlio di Luciana, a cui ho domandato come ti sembra qua, mi ha detto è bella attesa. Bene dai, là sopra c'è il nostro primo step, dai che siamo quasi arrivati, il rifugio del Pordoi, porta. Still at your place, trying to make it okay. He's miles away, I'm left here with you. Say that you just need someone caring for you. When will you see me more than you rescue? I'm doing everything he doesn't do, but I'm still not enough. Amici del canale, primo step raggiunto, siamo arrivati al rifugio Forcella Pordoi e adesso noi ci siamo già presi da bere perché sapete che noi siamo degli assetati. Ci abbiamo messo un'ora e 39 ad arrivare fino qui e 600 metri di livello. Che dice Luciana? Che dico che adesso ci beviamo io una Radler e tu una birretta. Un problema, ti sei molto attento proprio Sì,
Il primo step è fatto, adesso dobbiamo salire alla capanna e la giornata si sta mantenendo bene, dai, qualche nuvola che va e che viene. Bene, mangiamo anche qualcosa adesso, dai. Sì, poi volevo dire una cosa che non ho detto in fondo, che per il parcheggio al Passo Pordoi c'è il parcheggio a pagamento, a meno che non riuscite ad arrivare presto al mattino, in cui potete trovare dei posti liberi, un parcheggio libero o lungo la strada. Ecco, il parcheggio a pagamento è piuttosto costoso, comunque mi sembra che si aggiri intorno ai 16 euro a giorno. Vai, Ecco. dopo vediamo Va domani bene. cosa ci viene. Dai. Va bene, ok. Adesso mangiamo, beviamo, poi ripartiamo per la capanna Pizzboe. Good for you, but I'm still not enough. You wanna be done with him, you're stuck with him, 'cause you don't have the guts. And after Guardate che spettacolo. Qua dietro la forcella Pordoi. Adesso prendiamo questo sentiero e andiamo alla capanna Boe. I'm still not enough. Still at your place, trying to make it okay. These miles away, I'm left here reusing. Stupendo paesaggio lunare del gruppo del Sella. Way back when we started, you guarded your heart away. You wanted to fight this feeling. I thought it was nothing, we turned into something else. Now when I take a look around, this is just what I wanted. I thought that we were going down. I'm so glad that I fought it, 'cause we're here now, here now. Baby, we were on and on and on and off again. Che bello Dome sto posto, anche se è la quarta volta che torniamo è sempre molto bello. Ecco, qui ci troviamo sull'altopiano del gruppo del Sella, si può arrivare da Corvara, si può arrivare dal Passo Gardena, passando per il rifugio Tisciadù, oppure si può arrivare dal Passo Pordoi come abbiamo fatto noi. Bene, dai. Qui adesso c'è l'ultimo strappo ed ecco là il nostro obiettivo finale dove dormiremo stanotte. Ciao ciao! But this time around, I see it through a different lens. Now that we're standing in the sunlight, now that I'm looking into your eyes, it feels right. Yeah, we were always on and on and on and off again. This time I swear it's different. We've been through our seasons, but we're doing better now. These days I can't fight this feeling. I used to need therapy, but you gave me clarity. Now when I look around, this is just what I wanted. Amici del canale, missione compiuta. 3 ore e un quarto e siamo arrivati a raggiungere l'obiettivo. Guardate qua, sta venendo sulla nebbia, che sfiga. È stato bello fino adesso, però dai, ce l'abbiamo fatta. Siamo qua in 3, stiamo aspettando Luciana e le altre 2 donne che arriveranno, e poi questa sera dormiamo qui, mangiamo e domani mattina vediamo cosa fare. Ciao ciao! Needed you to break me, so I can finally be honest, honest, honest. Baby, we were on and on and on and off again. But this time around, I see it through a different lens.
Bene ragazzi, queste sono le camere della capanna di Fassa. Allora, premetto che la capanna di Fassa è stata rifatta durante questo ultimo anno dai falegnami d'alta quota. Io lo scorso anno sono stata qua con una mia amica, abbiamo dormito qui ed era in fase di ristrutturazione. Questa è la camera dove dormiremo questa notte, sottotetto, vedete? Ci sono questi 3 letti vicini. Io ho dormito qua già l'anno scorso e si dorme benissimo, a parte il temporale che c'era, ma questa notte non dovrebbe esserci questo problema. Adesso andiamo a fare un giro e vediamo se si riesce a vedere qualcosa. Dunque, ecco, tutte queste stanze sono nuove, sono tutte rifatte. Però chiaramente non posso entrare nelle camere. E questo è il bagno, guardate ragazzi che bello. Abbiamo anche il bidet, cosa molto utile, e posso dirvi che c'è l'acqua calda. Poi la doccia c'è ma non funziona ancora, quindi comunque il bidet ci si può lavare. Ragazzi, dopo tanta fatica, ecco la giusta ricompensa. Vi presento i miei compagni d'avventura. Beh, Luciana conoscete già, Elia che è il suo figlioletto, Erika che è l'amorosa del figlioletto, Rosanna che è la mamma di Erika e Giorgio che è il papà di Erika. Ciao! E poi ci sono io. E adesso mangiamo. Guardate che spettacolo dalla finestra! Guardate che roba incredibile, ragazzi. Dai, alla prossima avventura. Ciao ciao. Amici del canale, buonanotte a tutti. Ora andiamo a letto e il nostro giro è finito. Ecco Luciana con lo spazzolino. Questa è la nostra camera. Spero il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto, come sempre, vi chiedo di mettere un bel like, un pollice in su, e se volete vedere altri video come questi, come sempre vi chiedo di registrarvi al canale, mi farete felice in modo tale che mi coinvolgerete ancora di più a fare altri video. Ciao a tutti da Domenico e Luciana, ciao ciao!